Eccolo qui. Siamo arrivati. È arrivato anche Edoardo. Sempre tutti così lontani. Guarda, guarda, era Brucchio. Ciao Edoardo. Ragazzi, Edoardo Guarena, sai quanto tempo mi vedevo con Edoardo io? Mo ti dico, l'ultima volta che ci siamo visti è stato nel 2003, credo, vero Edo? Sì. Con Limiti Show non ci vediamo in TV, era quella delle ultime trasmissioni, quindi sono passati un po' di anni, però vedi, poi quando fai delle cose belle, carine, forti, pronto e plaf! Ecco. E ci si rivede sempre. Ecco, Però mo, a parte il lavoro, c'è smavere pure per la magnata, cioè questo che lo dico io. Io qua vedi che volevo fare una terza, magari ti faccio partire con la terza. Buona questa camera, eh? Questa è buona! C'ho qua Maria Diglio, collabora col mio carissimo amico Edoardo ma da una vita, ha fatto il bagaglino. Cioè ce l'ho qua, sarei un cretino se non ti facessi fare qualcosa. Scusate. Vai Maria, vai. Lui te l'ho detto. Chi lo sentiva? Ballerina? Sì, sì, me l'hai detto. Sì, guarda Franco, gli parla anche di questo disco. No, è la tua immaginazione, in realtà la sala è vuota. Ci risentiamo a cosa finita. E io dissi, guarda, viene anche Edoardo a registrare. La sta compagna vostra che ha già perduto sulla fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia io non ci volessi dire, ma non ci saggio dire. Voglio bene assai, dici tu c'è la buia che non mi scorda mai, è una passione più forte da catena. Ma tormenta l'anima e non mi fa cambiare. Dici in cielo che una rosa maggio che assai più bella in una giornata. Sai perché ti guardo e quasi impazzisco? Perché tu hai lo stesso fisico di mia moglie. Mia moglie è una ballerina come te, praticamente viene da ginnastica acrobatica, eccetera. Cioè, siete tutti quanti uguali, cioè, braccia definite, gambe definite. Io ogni volta che la guardavo all'inizio dicevo, ma che sei un cyborg, non sei una... Sono veramente felice di aver fatto
dopo tanti anni che conosco Luigi Libra, alla trasmissione ci siamo conosciuti e abbiamo collaborato da Paolo Libri. Beh, io trovo veramente interessante questo progetto perché racchiude la modernità della canzone napoletana e ovviamente anche la parte classica della canzone napoletana, e quindi credo che possa riuscire a soddisfare vari palati, sia del pubblico più giovane che del pubblico ovviamente che ama anche la canzone classica napoletana. E poi quando c'è melodia, che sia moderna, che sia classica, è sempre un mix vincente. Quindi mi raccomando, viva la canzone napoletana in qualsiasi modo essa venga prodotta, quindi sia moderna che classica. Arrivederci!